La frattura alle costole non è una cosa così semplice come si può pensare. 27ª giornata del campionato di eccellenza. Ben trovati amici della Wii Sport con il racconto del derby andato in scena al Garden di Mini tra Città di Messina e Pistolina. Da una parte la formazione di Mister Furnari che dopo 21 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 37 gol fatti e solamente 8 subiti è a un passo dalla promozione in Serie D, in virtù anche della vittoria per 1-0 della scorsa settimana firmata Ciccio Cardia all'Orazio Raiti di Biancavilla. Affronta i leoni rossoneri di Mister Racidi. La vittoria manca in casa pistolina ormai dal 4 febbraio, dal 2-0 contro il Ragusa. A quota 25 punti adesso il Pistolina a un passo dai play-out dopo la sconfitta della scorsa settimana per 1-0 contro il Paternò. 3-5-2 per Mister Furnari con Paterniti tra i pali, linea difensiva che manca di Filistad squalificato, allora Salvoleo, Bombara e Fragapane in avanti. Sugli esterni a centrocampo ci sono i classe 99 di Stefano e Silvestri, in mediana Quintoni, Cardia e Costa, in avanti lo Giudice e Codagnone. 4-3-3 invece per il Pistolina che dovrà fare almeno per squalifica del Pibe d'Arrigo. Vitale tra i pali, linea difensiva con Keita, Ardiri, Kilian e D'Angelo a centrocampo, Bella Macina, Visconti e Colucci, in avanti Gartei, Marziale e Di Maggio. Prima occasione per il Città di Messina con Cardia che ci prova dopo 12 minuti con questa conclusione dalla distanza deviata tra le braccia di Vitale. Ancora Città in avanti con Fragapane che trova Codagnone dalla rimessa laterale girata da parte di Costa che però non trova lo specchio della porta. Ancora Città di Messina in avanti con Fragapane che pesca a Quintoni, prova a prendere il fondo, il numero 11 mette il pallone dentro, deviato in calcio d'angolo. Dal corner successivo si presenta lo stesso Quintoni che mette un mancino velenoso verso Cardia, colpo di testa che va alto sopra la traversa. Città di Messina che adesso spinge il pallone sulla sinistra di Fragapane verso Di Stefano, prova a rientrare sul destro e mette il pallone dentro. Kilian lo allontana sui piedi di Cardia di prima intenzione, il passaggio verso Costa che va a galleggiare sulla linea difensiva della difesa del Pistolina, trova dentro Silvestri e il gol che vale l'1-0 della Città di Messina. Dopo 36 minuti si sgretola la muraglia eretta dalla difesa del Pistolina con questo bellissimo colpo di testa del classe 99 Silvestri, secondo gol stagionale, il primo in campionato dopo la marcatura in Coppa inizio stagione contro il Città di Sant'Agata. Sergio Silvestri festeggia con Ciccio Cardia e il Città di Messina è avanti poco dopo. Episodio negativo sulla mediana, infatti è così che Colucci va a scalciare Di Stefano già per terra. Episodio sicuramente negativo per i due juniores in campo. Poi Salvatore Leo prova a lanciare Di Stefano che viene disorientato dal mancato intervento di Keita. Buona occasione per il Città di Messina che poi si deve difendere dalla prima sfuriata offensiva del Pistolina. Qui il pallone finisce tra i piedi di Di Maggio e la sua conclusione però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ci ha provato il classe 99, fischia 2 volte Signorelli e manda le due squadre negli spogliatoi. Il Città di Messina alla meglio fino a questo momento nel derby contro il Pistolina grazie alla rete di Sergio Silvestri realizzata al 36esimo del primo tempo. Tra prima e seconda frazione non cambiano nulla i due mister e allora si scende sul rettangolo verde con gli stessi 22 in campo. Subito Salvatore Leo verso Costa che riesce a guadagnare il fondo sulla destra, palla dentro per Codagnone, aggancio e conclusione da parte del numero 9 che però non riesce a trovare l'occasione giusta per raddoppiare. Ancora Città di Messina in avanti, sempre Salvoleo verso Codagnone, lancio su Giuseppe Costa, arriva l'intervento da parte di Di Maggio sul numero 7 delle Città e calcio di rigore, trattiene Costa, lo stesso Di Maggio che viene ammonito da Signorelli che non ha dubbi e manda dal dischetto Francesco Cardia. Il numero 8 guarda negli occhi Vitale, lo spiazza e porta sul 2-0 il Città di Messina. Al minuto 50 arriva il raddoppio dei giallorossi grazie a Francesco Cardia che realizza il 10° gol stagionale, ancora decisivo dopo il penalty realizzato a Biancavilla. Sussulto in avanti del Pistolina con questa conclusione deviata di Marziale tra le braccia di Paterniti. Gestione del pallone in difesa per il Città di Messina, retropassaggio da parte di Salvatore Leo su Paterniti, palla rischiosa su Bombara, bravo ad anticipare qui Garti e poi intervento spettacolare da parte del capitano del Città di Messina sul tentativo di Marziale. Arriva il primo cambio nelle fila del Pistolina, infatti entra Ancione
per sostituire l'ottimo Visconti. Il Città si ripresenta in avanti però con Cardia che mette il pallone verso lo giudice, palla dentro su Codagnone, zampata e gol del 3-0 del Città di Messina, triplica il vantaggio la formazione giallorossa con l'assist dell'ex di giornata lo giudice. Per Codagnone si è perso completamente la difesa del Pistunina, è arrivato il gol al 59esimo che mette in ghiaccio la partita. Codagnone, cuore verso il direttore Cardullo, poi calcio d'angolo di Quintoni, Leo sottoporta, non riesce a trovare la sesta marcatura stagionale. Primo cambio anche per il Città di Messina, infatti esce Silvestri ed entra Porcino nelle fila giallorosse, anche il classe 98. Pistunina che si ripresenta in avanti qui con Ancione, bellissimo il dribbling su Bombara, conclusione dalla lunghissima distanza che sfiora l'incrocio di Paterniti. Ci ha provato il neoentrato, pensiamo grazie al nostro rallenti la bella conclusione con il mancino che però non ha trovato fortuna. Entra Pasquale Princi per Francesco Cardia, continuano i cambi nelle fila delle Città, staffetta in avanti tra Codagnone e Rosario Lasà. Città Messina che si ripropone in avanti qui con Porcino che si guadagna un calcio di punizione, lo batte veloce il Città con Quintoni che cerca lo giudice, controlla il pallone e mette sul primo palo proprio per Daniele Porcino che trova il gol del 4-0 al 77esimo. Il Città di Messina chiude definitivamente la partita con il primo gol stagionale del classe 98. Daniele Porcino dedica verso la panchina da parte del difensore. Entra anche Simone Alessandro per Giuseppe Costa nelle fila del Città. Ultimo cambio con Damiano Lo Giudice che lascia posto sul rettangolo verde a Francesco Lacorte. Ultima occasione della partita per il Pistolina, bellissimo il lancio di Ardiri verso Ancione, ancora una volta una conclusione al volo del numero 17, ma fischia 3 volte Signorelli. Il Città di Messina a 3 giornate dalla fine cerca adesso soltanto un punto per la promozione matematica in Serie D. Per il Pistolina invece il baratro dei play-out si avvicina sempre di più. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.